Silent night, holy night, holy sky, holy sprite, round your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in a heavenly peace, sleep in a heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds wait at the sign, glory scream from heaven afar. Hail mercy, hallelujah, Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, Lord beloved, radiant beam from Thy only face. Will the town on redeeming grace, Jesus Christ the birth, Jesus Christ the Jesus Christ at their Buonasera, un benvenuto a tutti gli amici di Art Voice Academy al consueto concerto di Natale. Un benvenuto a tutti gli amici che ci stanno seguendo in streaming sulla nostra pagina Facebook e anche sul nostro canale YouTube di Art Voice Academy. Questa sera una particolare occasione perché abbiamo un teatro molto particolare questa sera, perché avrete occasione di vedere infatti che il palco gira veramente a 360 gradi, perché la nostra platea è gremita dai nostri artisti, i nostri ragazzi di Art Voice Academy. Alle mie spalle però abbiamo la splendida orchestra ritmico-sinfonica italiana, i vocalist. E allora largo la musica. Iniziamo subito con un classico, con White Christmas, una versione swing per un bel duetto con Giulia Tonini e Omar Venturin. White Christmas.
I'm dreaming of a white Christmas, just like once I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I am dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, And may all your Christmases be white. Giulia Tonini e Omar Venturin. È la volta di un classico ormai entrato nelle nostre orecchie come una canzone di grande effetto. Stiamo parlando di Hallelujah. Abbiamo 3 voci per questa bellissima melodia, le voci di Marina Brocca, di Marta Piras e Anna Martorello. Hallelujah. I've heard there was a secret chord the devil played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The powerful king composing hallelujah, 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 hallelujah.
faith was strong, but she needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who were too young. And it's not a cry that you hear at night. It's not someone who's seen a lion. It's a cold and it's a broken. Bravissime! Marina Brocca, Marta Piras e Anna Martorello. Grande suggestione per questo brano. E adesso tocca proprio ai piccolini, tocca proprio alle voci più piccole dei Art Voice Academy. Abbiamo un piccolo gruppo di piccoli bambini che ci canterà una melodia che è entrata un po' nel repertorio tradizionale del Natale, partendo proprio da una pubblicità. Quindi i nostri piccolini con A Natale puoi. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. È Natale, si può fare di più. È Natale, si può amare di più. È Natale, si può fare di più. Per noi a Natale puoi, a Natale puoi dire ciò che non riesci a dire mai. Che bello stare insieme, che sembra di volare, che voglia di gridare, quanto ti voglio bene. È Natale,
Meravigliosi questi piccoli cantanti. Un grande applauso anche alla maestra Claudia Ferronato, però. Claudia Ferronato dirigerà un altro piccolo gruppo di piccoli cantanti, un brano molto toccante, si intitola I'm Dreaming of Home ed è stato riportato un po' alla ribalta da una bellissima scena di un film di qualche tempo fa, un film che parla di guerra, però la notte di Natale gli eserciti si fermano e cantano insieme. Questo brano fa proprio da perla in questa scena, I'm Dreaming of Home. I hear the mountain birds, the sound of rivers singing, a song I often heard. It flows through me now, so clear and so loud. I stand where I am, and forever I'm dreaming of home. I feel so alone. I'm dreaming of home. It's carried in the air, the breeze of early morning. I see the land so fair. My heart opens wide. The sadness inside. I stand where
I'm Dreaming of Home. Bravi, davvero. Bene, e adesso ritorniamo un po' al ritmo, ritorniamo a due voci maschili, quella di Emanuele Conte e Matteo Simioni, per una frizzante Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing and bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Grazie. Frizzanti ed energici come sempre, Emanuele Conte e Matteo Simioni. Bene, e adesso veniamo a una delle melodie tradizionali più belle di Natale. Io l'adoro questa canzone, si intitola Holy Night. Le voci sono quelle di Marina Brocca e Sofia Bozzobon. Oh, holy night, the
Marina Brocca e Sofia Pozzobon. Facciamo un grande applauso all'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana e al maestro Diego Basso. Bene, continuiamo adesso con un brano decisamente più pop, un brano portato a successo da Céline Dion. Stasera ce lo canta Alice Risolino e si intitola I Met an Angel on a Christmas Day. For December, it was a cold and snowy night. I still can't remember gazing at the stars and the moonlight. Fall asleep on a sofa bed, dreams of Christmas in my head. But I woke to my surprise that he was right in front of my eyes. Listen up for what I gotta say. I thought your love needs to hear. I was stuffing the stockings and hanging tinsel on the tree when I heard him knocking. I opened the door in time to see carolers sing the silver bells. Dreams of Christmas in my head. He was there, better on one knee. Santa said him just for me. Listen up for what I gotta say. I found your love and need to hear to say. Jump the bells gonna bring him back. I met an angel on a Christmas day. Yeah, yeah.
La voce di Alice Risolino. Bellissime le voci di Art Voice Academy che si susseguono questa sera sul palco del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto. Ed ora cambiamo totalmente atmosfera. Andiamo con una delle melodie più magiche che ci abbia regalato il maestro Ennio Morricone. Una melodia nata per uno strumento particolare come l'oboe, infatti si intitola nella versione originale Gabriel's Oboe, però questa sera la sentiremo in versione vocale. La voce è quella di Federica Manfreda nella versione vocale di Nella fantasia. Io vedo un mondo giusto, lì tutti vivono in pace e in onestà. Io sogno d'anime che sono sempre libere, come le nuvole che volano viendo in fondo all'anima, nella fantasia io vedo un mondo chiaro, lì anche la notte è meno scura. Io sogno d'anime che sono sempre libere,
fantasia esiste un vento caldo che soffia sulle città come amico. Io sogno d'anime che sono sempre libere, come le nuvole che volano pieno in fondo Grazie. Federica Manfreda. Grazie. La maestra Claudia Ferronato che ha preparato questo brano. Bene, e tocca ancora alla maestra Claudia Ferronato perché adesso arriva un brano che è diventato un successo planetario, tratto dalla colonna sonora del film The Greatest Showman. Abbiamo A Million Dreams. I close my eyes and I can see the world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one dare to make you smile on a rainy day. They can say those sounds crazy. They can say I lost my mind. I don't care if they call us crazy.
riprendiamo. Ho cambiato location perché adesso tocca a me dare un po' di direzione a un altro gruppo di voci di Art Voice Academy. Una canzone tradizionale americana, si intitola Bring Me a Little Water, Sylvie. Bring me little water, Sylvie. Bring me little water now. Bring me little water, Sylvie. Every little once in a while. Bring me little water, Sylvie. Bring me little water now. Bring me little water, Sylvie. Every little once in a while. Can't you hear me calling? Can't you hear me now? I need a little bit of water. Every little once in a while. Every little once in a while. Bring me little water, Sylvie. Bring me little water now. Bring it now. Bring me little water, Sylvie. Every little once in a while. Sylvie goes a-running, a bucket in her hand, and I will bring you water. Every little once in a while. Every little once in a while. Every little once in a while. Little Sylvie, bring me water. Bring me water. Little Sylvie, little Sylvie, water. Little Sylvie, bring me water. Little Sylvie, little Sylvie, little Sylvie, water. Bring me water. Little Sylvie, little Sylvie, water. Bring me water. Little Sylvie, bring me little water, Sylvie. Bring me little water now. Bring me little water, Sylvie. Every little once in a while. Every little once in a while. Every little once in a while. Le voci di Art Voice Academy. Un altro gruppo di voci di Art Voice Academy, in un brano tratto dalla colonna sonora del film The Lion King. Si va con Spirit. Yeah, yeah, and the wind is talking. Yeah, yeah, for the very first time. With a melody that pulls you towards it, painting picture of a paradise, saying, rise up to the light in the sky and
searching, trying to keep your head up high. Will you try believe this when the magic happens and the stars gather by your side, saying, Sonia, grazie a Sonia Fontana e ai suoi gruppi di canto, grazie di cuore. Grazie. Allora, Sonia, ti E lascio adesso, ti lascio un po' respirare. sì, grazie. Senti, non ti Posso va? invitare sul palco gli ospiti, graditissimi Sì. ospiti che abbiamo questa sera. Abbiamo l'amministrazione comunale di Castelfranco Veneto, iniziando dal sindaco Stefano Marcon e gli assessori. Esatto. Benvenuto. Roberta Garbui, nuovo assessore alla cultura. Eccoli qua. Buonasera a tutti, innanzitutto, e grazie. Grazie di trovarci qui anche quest'anno, nonostante tutto, no? In una formula nuova, in una formula responsabile, ma che conserva le tradizioni. E all'amministrazione comunale questo è un momento che piace moltissimo e lo testimonia la presenza, oltre del sottoscritto, del vice sindaco Galante, dell'assessore Guidolin, l'assessore Marconato, oltre all'assessore Roberta Garbuio, che appunto è il neo assessore alla cultura, e questo è un po' un momento di novità, un momento di inizio forte. Cosa vi posso dire? Io all'Art Voice Academy voglio bene, vuol bene la città ad Art Voice Academy, e quindi potervi ospitare nel nostro teatro, ragazzi, è un privilegio del quale ve ne siamo grati e ci avete sempre fatto fare bella figura come città. È un momento un po' difficile, approfitto dell'occasione per dire che a Natale si può, la prima canzone dei ragazzi, si può far Natale, lo si può fare in responsabilità, quindi usando tutte le prescrizioni, i dispositivi che ci vengono dati, e con un po' di responsabilità torneremo a vivere i Natali che eravamo abituati a vivere, con i concerti live, anche se forse questa è un'opportunità che ci consentirà di raggiungere tante più famiglie rispetto ai Natali di allora, quindi magari è una prima che ci tornerà buona. Con questo io vi ringrazio ancora e auguro buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Grazie signor Sindaco. Assessore, a lei la parola. Buonasera a tutti.
Io ringrazio il maestro Diego Basso e tutta l'Art Voice Academy perché con questo concerto ha dato speranza e continua a dare speranza. Chi di noi avrebbe mai pensato di passare un Natale così? Quindi, in attesa di riappropriarci di questo teatro e delle nostre libertà, ringrazio nuovamente e auguro a tutti voi un felice e sereno Natale e buone feste. Grazie. Questo concerto è stato organizzato da Art Voice Academy, ma in collaborazione con l'amministrazione comunale, quindi grazie per esserci così vicini in questo periodo difficile. Credo che siamo l'unica accademia che ha voluto questa cosa. Vediamo i grandi concerti della Scala, della Fenice, dei grandi momenti. Avremo poi il grande piacere e l'onore di avere Robby Facchinetti in collegamento, che sta già ascoltando il concerto, ma poi insomma vi farà una sorpresa anche a tutti noi. Quindi grazie ancora di cuore e appuntamento, perché noi non ci ferma nessuno, non ci ha fermato a fare questo concerto, non ci fermiamo neanche dopo, nella speranza che possiamo tornare nella nostra città, nel nostro piazza, nel nostro castello, nelle cose dove insomma, siamo abituati a vedere questa città che di musica non dimentichiamo, da Agostino Steffani, non dimentichiamo i grandi della musica di Castelfranco. Quindi insomma Castelfranco ha dato i Natali a tantissimi artisti, contemporanei e anche dell'epoca. Grazie a tutti, grazie al signor Sindaco, grazie all'assessore, grazie alla Giunta. Anche il Passo, quindi... No, lascio stare. Grazie al vice sindaco e agli assessori, veramente avere 5 assessori della Giunta ci ha fatto veramente un grande onore. Grazie. C'è tanta gente che vorrei in questo momento ricordare e ringraziare, perché non avendoli qua, non li vedo e quindi faccio anche fatica a ricordarmi di tutti, non voglio dimenticarmi di nessuno. Questo periodo è un periodo non facile per tutti noi. In Art Voice stiamo facendo dei sacrifici enormi da parte di tutti, di chi lavora in Art Voice, dei nostri insegnanti, dei nostri ragazzi, che danno esempio tutti i giorni di essere ligi alle regole. Da noi vengono, avete visto prima, mascherina, cambio di mascherina, sanno che possono salire, come devono uscire dall'aula. Abbiamo la fortuna di avere una nostra sede con un grande teatro dove possiamo fare anche musica corale con le distanze, quindi è un momento difficile ma non abbiamo perso nulla, non abbiamo fatto neanche un'ora di sospensione e quindi per i ragazzi che hanno appunto qualche problema, qualche familiare eccetera, possono seguire le lezioni in streaming. Quindi insomma Art Voice Academy riesce a dare un servizio anche in questo momento molto molto particolare. Voglio ringraziare, ho già detto prima, il Comune di Castelfranco perché quest'anno ha voluto essere partner di questo concerto, non solo ad assistere ma essere qui a sostenerci per poterlo fare. Quindi il signor Sindaco Stefano Marcone e la sua Giunta, la Regione del Veneto, Presidente Luca Zaia che ci è sempre vicino ad Art Voice e l'assessore alla cultura Cristiano Corazzari ci ha mandato un video messaggio di auguri, quindi ringraziamo l'assessore alla cultura Cristiano Corazzari. Anche quest'anno non poteva mancare il saluto della Regione del Veneto a tutti gli artisti dell'Art Voice Academy e al maestro Diego Basso, nell'occasione del tradizionale concerto di Natale che quest'anno si svolge a Castelfranco Veneto nella splendida cornice del Teatro Accademico. Un'occasione ulteriore per dimostrare il grande lavoro che fate per la musica e per i nostri giovani artisti. Quindi un ringraziamento da parte della Regione per farvi sentire la nostra vicinanza e per farvi tanti auguri di buon Natale e buone feste. Ecco, tutte le autorità e le forze dell'ordine che sono sempre al nostro fianco, che hanno avuto un lavoro importante in questo periodo. Ricordiamo il nostro concerto del 1° settembre, quando sono andati da fare tutti, in tanti, per poter avere 1000 persone, 1000 posti a sedere, l'ordine pubblico, che sono sempre vicini a tutti noi. I nostri soci sostenitori, Art Voice Academy sta in piedi perché ha dei soci sostenitori che danno la possibilità a questi ragazzi di fare quello che stanno facendo. Allora nomino Stilco, Graficart, Marauto, Blue Ergo, Corti Romane, Cantine Ponte, Dotto Train, Mox e 2G. Allora ringrazio Franca e Otto Casonato per le loro 2 borse di studio,
poi Paolo e Angelo Moresco e poi Roberto Moretto della Graficart. Queste hanno dato le loro adesioni anche per le edizioni del 2021 della borsa di studio Young Pop Rock Music Award. Ringrazio tutti voi ragazzi e le vostre famiglie, i nostri insegnanti, Maura e tutti i ragazzi che collaborano in Art Voice Academy, che sono sempre di più. Tutti gli insegnanti, non sto a elencarli perché siamo tanti adesso, perderemo troppo tempo. Ringrazio i nostri amici, l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Grazie di cuore. Io credo che dalle esperienze si deve sempre imparare. Questa è la grande forza che ci deve prendere dentro di noi. Voi siete giovani ragazzi, avete passato un momento particolare della vostra vita, ma siete fortunati perché avete delle famiglie, avete la musica e questo vi farà andare avanti. E ve lo ricorderete questo Natale. Sarà un Natale diverso, sarà un concerto diverso, sarà un momento diverso, ma lo porterete con voi e lo porterete per sempre nel vostro cuore. Grazie a tutti. Continuiamo con un po' di swing, un brano americano, un brano scritto nel 1934, pensate, però ha fatto veramente il giro del mondo. Il giro del mondo con una slitta, perché si tratta di Sleigh Ride. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting-a-tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy-yap, 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 let's go. Just look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with a song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy, are we? We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take the road before us and sing in a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We're snuggled up together like the birds of a feather would be. Let's take the road before us and sing in a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. 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 Elisa Campigotto Grazie. e Cristina Maritz.
parlando di slitte, di slitta in slitta, arriva anche Babbo Natale. Ce lo raccontano Tommaso Calzavara e Laura Baratella, perché sta proprio arrivando il Babbo Natale in città. Santa Claus is coming to town. You better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. It's making a list, it's checking it twice. We're gonna find you who's like it or not. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry. You better not put down, telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. Better not put down, telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh yeah. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to Grazie. Laura Baratella e Tommaso Calzavara. Il prossimo brano è essenzialmente un tormentone di Natale. Ce lo cantiamo tutti gli anni. All I Want for Christmas is You. La voce è quella di Sofia Pozzobon. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own.
Christmas is you. There is just one thing I need. Don't care about the present underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day. 'Cause I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? 'Cause baby, all I want for Christmas is you. Oh, I won't ask for much this Christmas. This is all I'm asking for. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to the North for St. Nick. I won't even stay awake to hear those magic reindeer play. 'Cause I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? 'Cause baby, all I want for Christmas is you. Oh, the lights are shining so brightly everywhere. And the sun, the children, laughing fills the air. And everyone is singing, I hear those sleigh bells ringing. Said, I want you, baby, don't I wanna really need? Want you, please, bring my baby to me. I won't ask for much this Christmas. This is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. Oh, I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? 'Cause baby, all I want for Christmas is you. Grazie. Dovremmo avere, vediamo se arriva il monitor. Roby, ci sei? Eccoci Roby. Mi sentite? Ciao Roby, ciao, grazie di essere con noi. Mi vedete? Mi sentite? Sì, ti sentiamo bene. Ok, ciao a tutti. Allora, io vorrei dire una cosa, Diego. Dimmi Roby. Grazie per questa cosa magnifica che hai fatto. Io ho ascoltato adesso questo brano e mi è venuta una nostalgia che non puoi immaginare. C'è bisogno di musica dal vivo, fatta bene come la sai fare tu, le voci straordinarie. Voi in altri momenti, così come hai congegnato questo grande spettacolo per Natale, per regalare veramente conforto, perché la musica è sempre, comunque, la migliore medicina, lo è ancora di più in questi momenti. In altre situazioni, questa cosa qui che tu hai pensato doveva partire una settimana fa, fare tutti i teatri più belli d'Italia, perché ancora di più devo dire che
la gente ha bisogno di queste cose, ha bisogno della bella musica, perché adesso proprio ti dico, mi è venuto veramente, ti ripeto, una nostalgia incredibile, grazie a quello che mi hai fatto arrivare. Grazie a te, complimenti, Roby. Grazie meravigliosi, anche i tuoi musicisti bravissimi, arriva veramente qualcosa di molto molto bello. Grazie. E adesso ha un significato ancora più forte. Grazie. Noi abbiamo ancora nei nostri occhi quel 13 giugno, no? Abbiamo anche l'amministrazione comunale qui oggi che è presente, il sindaco, gli assessori che insomma sono qua, hanno voluto rendere onore a questo momento. Abbiamo anche il dottor Ceron che è dell'amministrazione di Art Voice Academy, lo vedo su, ci rappresenta, ci dà una mano per l'Art Voice. Quindi ecco, sono tutti qua. Sono qua, il dottor Ceron è anche qua perché lui non sa che abbiamo una sorpresa io e te. E siccome lui fa parte del consiglio di amministrazione, è direttamente coinvolto, però glielo diciamo al volo perché sai, non posso dirle prima certe cose. Io e te abbiamo una sorpresa. La sorpresa che è questa, un'idea che c'è nata a me e a Roby. Purtroppo i Pooh hanno avuto un grave lutto, no? In questo periodo purtroppo insomma è mancato Stefano, che era una parte dell'anima, no? Perché l'anima è in 5 parti dei Pooh e una parte dell'anima dei Pooh se n'è andata. Io ho visto certe immagini, ho visto certe tue dichiarazioni, ho visto i funerali, ho visto tante cose di questo momento, ho visto la bellissima cosa che avete fatto su Rai 1 l'altro giorno. E noi abbiamo, dicevo io ai nostri ragazzi oggi, che noi abbiamo nella nostra aula Pooh, no? E dicevo ai bambini, sapete che questa persona che vedete qua non c'è più, purtroppo se n'è andata. E sai, per loro siete grandi, siete proprio messi un 3 metri per 2, quindi vi vedono tutti i volti che entrano nella loro aula, vi trovano, vi dicono, no? E allora inizio, chi sono questi signori? I nostri insegnanti hanno spiegato chi siete e perché. Vedete, questo ragazzi, i bimbi, questo è uno di quei signori che vedete nella foto. Perché loro sono, sì, sai, la vostra musica è una musica che ha percorso tutte le generazioni, no? E quindi questo è. Allora, a me è venuto in mente che Stefano non può mancare in Art Voice. Manca la foto, ma la presenza rimane. E quindi ti ho chiamato e io e te ci eravamo sentiti anche il giorno prima e mi ha commosso la tua e la vostra discrezione, che siamo sentiti proprio il giorno prima. E tu non mi hai detto nulla, no? Quindi questo fa vedere quanto grandi siete, quanto persone umane siete, perché potevi dirmi, guarda, Stefano sta male, non mi hai detto nulla. E quindi sono rimasto ancora attonito dalla notizia, sono rimasto anche impressionato dal vostro modo di condurre la vostra vita e la vita dei Pooh. E il giorno dopo, quando ti ho mandato un messaggio, ti ho scritto una cosa, e tu mi hai scritto sì, con 6 I in fianco, no? Abbiamo lasciato passare giustamente qualche giorno e qualche periodo e poi ci siamo sentiti una settimana fa. Io ho detto, Roby, l'idea che ti ho detto, cosa ne pensi? Fa, sì, è fantastica, è un'idea che è forte. Allora dico, va bene, allora la annunciamo insieme in un momento di festa, perché Stefano sarà ancora suonando, non è che si ferma a suonare. Noi pensiamo a Stefano che sta nella grande orchestra, no? del Paradiso e starà lì facendo le sue cose, suonando, cantando, scrivendo, chissà cosa sta facendo. E ci guarderà, sarà sempre vicino a voi e vicino a tutti noi. E noi per ricordarlo e per tenerlo sempre nel nostro cuore, insieme con te, poi ho sentito anche Red, insomma, ecco. Abbiamo pensato di fare questo, di intitolare a Stefano una borsa di studio di Art Voice Academy. È meraviglioso. Questa è una cosa che mi commuove, Diego, e non finirò mai di ringraziarti, perché tu hai parlato di noi, hai parlato di quanto noi certe cose le affrontiamo con molta sensibilità, soprattutto le cose delicate. È chiaro, l'andata via di Stefano ha lasciato in tutti noi, e non solo, un vuoto incolmabile, perché stiamo parlando di
di un grande musicista, un grande autore, un fratello, un amico che non ha mai tradito, che non ha mai saputo tradire nessuno. Era un uomo innanzitutto molto molto speciale, e questa idea che hai avuto, ti ripeto, mi commuove molto, e lui, devo dire che ovunque sia gli farà veramente molto molto piacere. Adesso in questo momento ti sta sicuramente ringraziando, sta ringraziando te, la tua scuola, i tuoi ragazzi, perché è un pensiero bellissimo, che si danno questi pensieri alti e di grandi sensibilità alle persone che meritano, però. Certo. E lui, devo dire che questo premio, lo dico io, non lo sta dicendo lui, lo merita veramente per quello che lui ha lasciato, perché Stefano, tu l'hai conosciuto, certo, era un uomo che aveva questa grande capacità di lasciare sempre nel cuore di chi incontrava, anche solo per un semplice saluto, ma aveva la capacità di lasciare sempre un qualcosa di sé. E questa cosa, questo dono, ce l'hanno solo i grandi uomini, e lui per me è stato un grande uomo. E grazie ancora, Diego, per questa idea. Guarda, per io questo regalo. ti dirò, la nostra idea è quella di dare ogni anno a un ragazzo che merita, che poi sceglieremo insieme, perché noi adesso, appena insomma c'era un po' di possibilità, apriremo questa borsa di studio a livello nazionale, faremo un'audizione verso aprile, verso maggio, capiremo insomma in base a come si sviluppano le cose, e vorremmo avere ragazzi da tutta Italia che vengono a parlare nel nome di Stefano, no? A cantare nel nome di Stefano. Noi ne sceglieremo uno, e ogni anno la borsa di studio varrà un anno, quindi l'anno dopo rifaremo, perché sennò diventa, capito, cioè non deve morire, certo, questa cosa, deve essere una cosa che rimane. Ogni anno avremo un ragazzo che studia da noi, che poi farà il concerto con la grande orchestra a fine anno, e insomma pensiamo di dare la possibilità a un ragazzo di fare qualcosa nel nome di Stefano. Una cosa bellissima, grazie ancora, Diego. Che io, è chiaro che quando mi hai accennato a questa idea, io non ho fatto altro che abbracciarla immediatamente, e perché no? Dato che lui era un uomo per bene e onesto, questo premio che ogni anno riconoscerete a ragazzo o chi meriterà, no, poi questo premio, sono convinto che porterà molto fortuna a questo ragazzo, e questo vuole essere anche un mio augurio. Grazie Robby. Grazie a te. Allora, tu hai fatto, insieme a Stefano, avete scritto questo brano straordinario, che noi continuiamo a avere a riprova che c'è qualcosa di magico dentro a questo brano. Ci è successo un fatto strano, no? Che non è mai successo a me perché insomma non è la nostra pagina. Noi abbiamo postato, per dire grazie a Stefano, abbiamo postato il nostro Rinascerò, rinascerai fatto a Castelfranco il 13 giugno. Abbiamo postato come si fa, senza scrivere nulla, perché sai, sono momenti che più silenzio si fa e meglio è. Bravo. E abbiamo postato questo vostro brano, scritto anche da Stefano, e tu pensa che abbiamo raggiunto 1 milione, oltre 1,5 milioni di persone. È un risultato veramente straordinario. Che non, straordinario. È una roba che non fa parte un po', no, del nostro, perché insomma noi non siamo delle star, siamo persone normali. Però che questa cosa ci ha veramente commosso e anche un po' sconvolto, no? Perché vedere questa cosa che va senza fare nulla e va, non si sa perché. Comunque, ecco, questo volevo anche dirtelo. Grazie, mi fa veramente molto molto piacere. Questo, non perché lo dico io, questo è un brano che porta in sé veramente tanti miracoli, perché come è nato, come l'abbiamo realizzato,
in quel periodo dove non potevamo assolutamente muoverci dalle nostre case. È stato realizzato così, io l'ho cantato nel mio studiolo qui a casa, l'ho inciso alcune cose e poi il resto è stato fatto dai musicisti. E poi questo video, che è un altro miracolo nel miracolo, perché io ho chiesto ai miei amici medici dell'ospedale Giovanni XXIII di fare, se trovavano il tempo in una situazione di estrema emergenza, e hanno comunque trovato pochi secondi per fare questa fotografia con questo foglio bianco davanti che ho scritto Rinascerai. E anche questo video ha aggiunto qualcosa di importante al brano, l'abbiamo un po' immesso in rete e in pochissime ore questo brano, proprio grazie a lui, no? Non si sa come, è arrivato, e tu lo sai, te l'ho già detto, in tutto il mondo, e adesso abbiamo superato addirittura 20 milioni di visualizzazioni, e con una ventina di rifacimenti, perché lo stanno cantando in tutte le lingue. L'altro giorno è arrivato anche una versione in vietnamita, un'altra versione pochi giorni fa in francese, in inglese, in tedesco, in rumeno, in greco. Questa è la magia della musica. Evidentemente questo brano, in questo momento, in questa pandemia che è ormai arrivata in tutto il mondo, c'è bisogno di speranza, c'è bisogno di guardare avanti, e questo brano è un inno alla vita, no? E credo che sia questa la ragione per la quale questo brano è arrivato e sta arrivando nel cuore di tutti. Allora, noi stasera te lo cantiamo con i nostri ragazzi. E io lo voglio ascoltare da qui, da casa mia. Va bene? Da dove è nato poi. Da dove è nato? Ok. Esatto. Allora te lo facciamo ascoltare e poi ci salutiamo. Grazie di essere stato qui con noi questa sera, grazie a voi. Sempre del tuo amore che hai per la musica. No, grazie a te. Grazie, per un abbraccio. tutto quello che ci regali sempre. A dopo. Rinascerai quando tutto sarà finito, torneremo a rivedere le stelle. Rinascerò, rinascerai. La tempesta che ci travolge ci piega ma non ci spezzerà. Siamo nati per combattere la sorte, ogni volta abbiamo sempre vinto noi. Questi giorni cambieranno i nostri giorni, ma stavolta impareremo un po' di più.
Grazie. Roby, eccoci. Bravissimi, bellissimi, bellissimi, complimenti, veramente complimenti a tutti, anche l'orchestrazione, anche l'orchestrazione, bravissimi tutti i ragazzi, i musicisti, i cantanti. Grazie. Roby. Vorrei solo dire questo, perché in questo brano ci sono un paio di frasi che trovo veramente premonitrici che ha scritto Stefano. Una frase è: quando tutto sarà finito torneremo a rivedere le stelle. Io questa frase, pensando a Stefano, io credo, poi sono un credente, per cui me lo immagino lassù. E come si dice che casa nostra non è questa, no? Non è questa nostra vita terrena. La nostra vera casa è invece nell'altra vita, no? Quella celestiale. Ebbene, questa frase che dice: quando tutto sarà finito torneremo a rivedere le stelle, beh, adesso lui in questo momento le stelle le sta vedendo veramente tutte. E l'altra frase, che forse è anche un po' dolorosa, perché lui ha scritto: siamo nati per combattere la sorte, ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi. E purtroppo per lui non è stato così. Lui ha lottato fino alla fine, ma contro questo malaccio, perché non so più come definirlo, purtroppo non ce l'ha fatta. E allora questa è una delle frasi che mi fa più male, forse, no? E lui l'ha scritta per dare coraggio invece a tutte quelle persone che magari non ce la stanno facendo o che perché no, e invece era un atto di coraggio che a lui invece non è assolutamente non ha avuto questa funzione, purtroppo, però l'ha scritto lui. Grazie. Questo ti fa capire. Grazie Roby. Grazie a voi. Grazie. Allora, Grazie alla a voi. prossima, ci vediamo presto. So che tu adesso sei impegnato in altre cose, ma insomma, Ci vediamo. noi ti aspettiamo quando passi dalle nostre parti. Sai che a Castelfranco ormai, quando vuoi venire, sei qua. Sicuro. E io ti ringrazio e vi ringrazio. Grazie. Ti ringrazio tanto. Grazie di tutto. Ciao, un Bravi, abbraccio Roby. bravi tutti. Grazie. Grazie. Bravi tutti. Grazie. Grazie. Buon Natale a tutti. Buon Natale a te e alla tua grande famiglia. Grazie anche a voi tutti. Ciao, ciao, un abbraccio, ciao. Ringraziamo anche le persone che ci hanno seguito in streaming, che ci possono seguire in streaming anche nei prossimi giorni. Ringrazio l'amministrazione comunale che ha voluto questo concerto, il signor Sindaco, i vari assessori, la della cultura Roberta Garbuglio, e ringrazio voi, te, i nostri insegnanti, i nostri collaboratori, Cristina, Giuseppe del nostro ufficio stampa, insomma ce ne sono tanti. Ho visto prima Maura, già citato, ma poi abbiamo Simone, abbiamo Marco alla fonica, abbiamo Massimo Pepe alla direzione dietro qui di tutti i lavori fonici, veramente un lavoro immane. Claudio Polotto alla regia con tutti i suoi cameraman. Grazie veramente a tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto che non era proprio facile. Lo diciamo adesso, non è stato, sono 3 concerti questi per noi come lavoro, perché non è un live, ma registrare una cosa così senza avere il tempo di stare in palcoscenico 3 giorni si dovrebbe stare, invece l'abbiamo fatta di corsa in una giornata. Grazie ai nostri musicisti, Serafino, nostra spalla dell'orchestra, tutta la band. Prego, alzatevi ragazzi dell'orchestra, alzatevi. I nostri coristi, che sono sempre ragazzi di Art Voice Academy, che sono impegnati in questo periodo a scrivere, a fare i cori, bravi, complimenti, li avete fatti bene. Più avanti andiamo e più bravi diventate, sono proprio contento. Anche perché il mio primo lavoro è stato scrivere cori, no? Certo. E quindi, insomma, se scrivono male so.
Tutti voi siete stati bravi ragazzi, complimenti. Complimenti a voi insegnanti che avete fatto un grande lavoro anche quest'anno e voi che siete stati veramente composti nelle regole e questo ci fa onore. Buonanotte a tutti, arrivederci, buon Natale e l'amore, la gioia e la musica ci accompagneranno per sempre. Grazie e buonasera. Rinascerò, rinascerai quando tutto sarà finito. Torneremo a rivedere le stelle. La tempesta che ci travolge, ci piega